È stato individuato nel pomeriggio lungo il canale Brentella uno sversamento di idrocarburi. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco che hanno posizionato delle panne assorbenti in corrispondenza della chiusa che porta l'acqua dalla canaletta che scorre a lato di via Pelosa a Caselle di Servazzano. Lo sversamento è stato imponente, coinvolgendo non solo il tratto finale del canale Brentella, ma arrivando a coinvolgere l'antistante fiume Bacchiglione. Sversamenti di idrocarburi si sono registrati anche lungo il canale Battaglia, dove sono state installate panne assorbenti in località Giarre a Abano Terme e a mezza via di Montegrotto. Non si esclude che gli eventi siano correlati. Fischer Channel News, Padova.